C'è sgomento ed incredulità per la morte di Vanni Agiollo, il titolare della macelleria di via Trieste a Chirignago, frazione del comune di Venezia. L'incidente ha creato sconcerto fra i quanti lo conoscevano. Una persona mite e gentile, scomparsa ieri mattina in un mortale con la motocicletta mentre percorreva i tornanti del passo San Pellegrino in provincia di Belluno. La dinamica è al vaglio dei soccorritori arrivati sul luogo della tragedia. Da una prima sommaria descrizione dell'accaduto, il potente mezzo avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per impattare l'auto dove viaggiava una famiglia con 4 persone a bordo di Trieste. Sì, lo conoscevo molto bene, una persona favolosa. Guardi, no, non ci sono parole. Veramente una bravissima persona. Ma si è capito cosa è successo? No, non si sa ancora. Sembrerebbe che la corsia apposta. Eravamo miei 40 anni Che lo conosciamo. Sì. che lo conosciamo. È una persona, guardi, tutta la famiglia, è una persona, non ci sono parole, ecco. I 4 che viaggiavano nell'auto invece sono stati trasportati al pronto soccorso di Agordo per accertamenti sanitari in stato confusionale e sotto shock.